Vicepresidente Salvador, quando vi hanno proposto questo progetto non avete esitato ad aderire, perché? Allora, è vero, non abbiamo esitato ad aderire per 3 buoni motivi. Il primo è poter mettere in collegamento la nostra gente con la zona delle Olimpiadi, quindi dare un'opportunità in più a chi vuole andare a vedere questo avvenimento che nella vita non è che capiti tante volte. Infatti dopo 70 anni è ritornata all'Olimpiade in quel di Cortina, quindi questo è uno dei motivi. Il secondo motivo è poter viaggiare senza inquinare, e quindi il viaggio attraverso l'autobus permette di non andarci con la macchina, a parte che sarebbe anche quasi impossibile raggiungerlo con la macchina, però anche questo è un obiettivo alla quale Banca per Alpi San Biagio fa attenzione. Il terzo motivo è dare la possibilità a chi volesse arrivare nella zona delle Olimpiadi di poterci arrivare. Il turista che arriva e non sa dove andare a pernottare, avere la possibilità di rimanere in zona Olimpiadi e quindi nella provincia di Treviso, che è la porta di accesso alle Olimpiadi, permette di attirare quindi nuovi turisti che conosceranno meglio la marca e quindi potrebbe essere da traino anche per un futuro. Questi sono i motivi per i quali noi abbiamo detto sì al progetto. Grazie.